Io ho trovato imbarazzante l'intervento di Giorgia Meloni oggi perché è partita con un elenco delle cose da fare come se fosse inizio mandato. Ha elencato tutte le cose che sono state fatte con un'enfasi fuori da ogni logica e non ha fatto menzione a tutte quelle che sono le criticità del nostro paese, perché si è basata soltanto su critiche nei confronti dell'opposizione, dimenticando quelle che sono le criticità irrisolte, anzi che contrariamente sono state acuite da questo governo. Parlo innanzitutto dei salari dei nostri cittadini che non sono stati ancora adeguati. Parlo della sanità che è in ginocchio e quindi tanti cittadini rinunciano alle cure. Parlo della crescita che è ferma da 4 anni e potrei andare avanti. Infatti bisogna chiedersi questo governo in quale maniera è intervenuto, anche perché la maggior parte delle riforme che ha proposto sono state bocciate. Prima era la questione dell'autonomia differenziata, oggi è stata bocciata un'altra parte importante del programma di governo, perché la Meloni dice che il referendum non è politico, ma il referendum è politico perché di fatti i cittadini hanno bocciato una parte importante proposta dal governo Meloni che atteneva alla riforma della giustizia. Io ringrazio tutti i cittadini che si sono espressi contro questa riforma che non risolveva in alcun modo quelle che sono le problematiche dei cittadini e derivanti dalle lungaggini dei processi, né per quanto riguarda la gestione degli stessi uffici giudiziari, perché vedete, quello che vuole demolire questo governo sono proprio i meccanismi di garanzia